Inquinano? No! Gli impianti di biometano fatto bene riducono fino al 90% le emissioni di CO2, metano e ammoniaca rispetto all'abituale stoccaggio in vasche aperte. Sto producendo! Ehi! Oh, sei tu? Quante fake news oggi. Leggi un po' qui. Pensano che il biometano porti un'ondata di puzza. È falso! In realtà, i digestori riducono in modo considerevole l'odore della mia cacca. Inoltre, il digestato, ovvero uno dei prodotti della digestione anaerobica, ha un'emissione di odori e di gas decisamente ridotta. Gli impianti di biometano usano solo mais e altre colture nobili. Che assurdità! Gli impianti di biometano fatto bene utilizzano un mix di deiezioni di animali d'allevamento, scarti della produzione agroindustriale, secondi raccolti che nulla tolgono all'alimentazione umana e degli animali. Gli impianti di digestione anaerobica producono batteri, in particolare quelli che provocano botulismo e tetano. Falso! Il processo di digestione degli impianti abbatte il contenuto della maggior parte dei batteri nocivi per l'uomo e soprattutto non ne crea di nuovi e pericolosi. Il digestato inquina le falde. Che falsità! Il digestato è un fertilizzante organico ottenuto mediante un processo naturale. La sua qualità lo rende una valida alternativa ai prodotti chimici sui campi. Il digestato usato bene preserva la falda, riducendo la quantità di nitrati e ammoniaca di natura chimica necessari per l'agricoltura e nocivi per la mia terra. Scusate, posso continuare a lavorare in pace ora?